Siamo lieti ed orgogliosi oggi di ospitare il Valsugana Rugby Under 18 perché questa è una realtà che ha dimostrato di essere pronta per diventare campioni d'Italia. E quindi oggi a livello veneto noi vogliamo riconoscere il risultato di impegno, sacrificio, dedizione da parte di ragazzi che si sono impegnati un'intera stagione, da parte di uno staff tecnico e di una società che li ha sostenuti. Non possiamo quindi dimenticare il grande valore che ha lo sport per il Veneto, lo sport a 360 gradi, e riteniamo anche che il rugby sia un'eccellenza per la nostra regione. I ragazzi ci hanno sorpreso, sono riusciti a dare il meglio di sé, abbiamo avuto un periodo tra fine gennaio e febbraio in cui sono entrati un po' in crisi, con gli allenatori però siamo riusciti, ovvero gli allenatori sono riusciti in realtà a far ritrovare la squadra, abbiamo lavorato anche sull'aspetto psicologico, oltre che sul fisico evidentemente, loro sono riusciti a ritornare in campo più sereni e sono riusciti a finire il campionato al secondo posto e questo ci ha permesso di accedere poi alle semifinali prima e alle finali dopo. In semifinale abbiamo sbattuto sia all'andata che al ritorno il Valsugana Rugby L'Aquila, con due partite veramente di rilievo, e la finale poi là forse sono riusciti a dare il meglio di sé perché sicuramente non eravamo i favoriti, avevamo di fronte una Benetton molto agguerrita, aveva vinto il girone di andata del nord e quindi ci aveva battuto sia all'andata che al ritorno durante il campionato, ma poi alla fine la passione, il cuore, la dedizione è venuta fuori e i ragazzi sono riusciti ad ottenere il risultato che tutti speravamo e quindi abbiamo vinto la finale. Abbiamo ormai 43 anni di storia, nasciamo nel 1982, oggi siamo circa 400 ragazzi, dall'Under 4 fino alla prima squadra, dove insomma, abbiamo già evidentemente persone più alte di età e invece abbiamo circa un centinaio di allenatori. Qua avete visto solo il capo allenatore della prima squadra, in realtà lui ha altri 4 collaboratori che collaborano con lui in campo tecnico e poi abbiamo anche il preparatore atletico di campo e di palestra. Questo è il Valsugana nei numeri fondamentalmente. Segreti non ce ne sono, io li seguo da tanti anni questi ragazzi, li ho presi alcuni dall'Under 6, quindi da quando avevano 5 anni e devo dire che è sempre stato un gruppo che ha sempre lavorato sodo, che anche davanti a delle difficoltà, perché ce ne sono durante le stagioni, non solo in questa, anche nelle scorse, si è sempre rialzato, ha sempre cercato di dare il meglio e alla fine di soddisfazioni se ne sono tolte anche quando erano ragazzi, però diciamo che la soddisfazione più grande è arrivata quest'anno. L'obiettivo era di sicuro comunque arrivare verso le fasi finali, in generale certo, quello c'era. E dopo sì, c'è stato proprio un cambio con le semifinali, soprattutto con la semifinale di ritorno all'Aquila. Cosa è scattato in voi? C'è stato magari ci abbiamo creduto davvero, ci siamo resi conto che potevamo farcela veramente, abbiamo lavorato tutti insieme, non ce n'è stato uno che si è ritirato indietro e quello secondo me è stato proprio l'unione tra tutti noi, è stata la chiave che ci ha permesso di vincere dopo la finale.